Benvenute e benvenuti a Storie di Mastro Francisco, seconda parte. Eravamo rimasti. Passata alla Tumonna, Mastro Francisco si trovò incolonnata, mese a quelle che passavano innanzi a San Pietro. E San Pietro, a chi è aiuto buono, faceva segna barese, e a chi è aiuto malamente indicava che la da parte che era l'inferno. Arrivai Mastro Francisco. Ricetta San Pietro, tu sei venuta. E che t'aveva detto, cerca la graziella, ma non l'hai voluto cercare. E mo va che la parte, va. Mastro Francisco, zitta e muta, si ingammanai e ghetta che la parte. Arrivata là, c'è stava una caverna china e fuoca, e c'è stava un capucifero ritiavola che l'aspettava. Ehi, Mastro Franci, è venuto su una chitarra e che carta. Io ti stavo aspettando, tra. Ehi, ricettissimo, ma stavo aspettando. Tu mo te credisse che sei più dritta di me. Volimmo fare scommesse che si faceva una partita a carta, a vincia. Ora io non sai che paese, chi sta mi vince a me. E rispondette, Mastro Francino, ma che stai dicendo? Tu sto dicendo, te la vuoi fare una partita con me? E carta dove stanno? Saputa io riavola. E biccanno, ricettisse. E bi, stanno ancora sigillate. Io riavola la dimannaia. Ma tu, mo, che scommetta? Si venge io, rinda all'inverno non ci trasi più. E si può perdere. Ecco da chiarisce la ricetta Mastro Francisco. Si per dire disgraziata era e disgraziata rimanga, quindi, ma mi nato vuoto. E sta bene, ricetta Riava, Iamongenna. S'assettai in terra e tutte le riavole e diavolilla attorno si mettettero a guardare. A cominciare la prima partita, i carti Mastro Francisco erano troppo bella. Mastro Francisco faceva la prima partita e la vincetta. Ora indossacata quel corno in terra, ecco, chi sta venuta a terra e mi vince a me. Mastro Francisco, ma che sta succedendo? Ah, ci vinciuto, ricettisse. Quindi io non ti appartengo più. Ma stiamo buoni a sentire. Ogni partita che io vince, mi piglia un'anima rinda all'inferno. Come rita. Mi piglia un'anima rinda all'inferno. E se no, tu cambiatti scommessa. E sta bene, dice Turiava. Ti aiuta buona la prima, ma la seconda no. Facetta la seconda partita. E Mastro Francisco vincette pure quella. Ora Riavola non ci capeva più niente. E Riavola dentro all'inverno si scatenavano a tutta forza e dicevano, ma come? O capo nostro aperto con sto scarpare. In ogni modo, facettero 13 partite. Quando fui a 13, Mastro Francisco ti ho detto, mo basta. Ora Riavola faceva come, ma basta. Ma basta, dicette. Hai perduto 13 partite, che vuoi più con me? Ma ti ne mentono poco, saputa io riavola. Io tanto tempo ti aspettavo e tu all'ultimo momento mi fui a rinde in mano come un'anguilla. E se precisai, non me ne fui solia. Mo mi era pure a ti 13 anima. Dice riavola. Bah, scigliatella. Allora Mastro Francisco si affacciai rinde all'inverno. Varetta la mamma. Ma, vieni qua. Poi si chiama io nonno. Oh no, vieni qua. E si chiama io nonno, si chiama la zia. Fino a quando si chiamai tutte le parenti sue. Insomma, si chiamai 12 persone e quis 13. A Rop se ne ascettare dall'inverno e si ingammanai a dove stava San Pietro. San Pietro, mo. Varenna, e venì tutta lenza e gente. Pensai, chi sta cabbatua, nacca. Mastro Francisco si presentai e dicette, ne Sampi, chiamami signora. Tu volessi parlare con signora, rispondette San Pietro. Ma tu con chi stanno dannata, aro voi. Dicettisse, voglio parlare con signora.
Non t'avvicinare più assai all'occa di San Pietro, ecco, non solo ti presenti tu, ma ti porta appresso chi sti rudici dannata peggio di te. In quel momento comparve il Signore. O Signore, mo, non si rivolse a Mastro Francesco, ma si rivolgette a San Pietro. San Pietro, ti ricordi che la sera, mentre stavamo camminando per la Palestina e faceva freddo, era umido, noi non tenevamo a due e sentivamo una chitarra lontana e io ti dicette, va, vedi che suona sta chitarra, ringella che siamo 13 persone, vedi se ci può accogliere un poco e si ci fa tra sì. Dicette San Pietro, sì, maestra. E beh, tu andasti e chi le che ti ricetta? Dicette venita. Ma non ti domandai se noi erano 13 malfattori. Questa non ti domandai. Dicette venita. Che le che teneva a disposizione, che le ceretta. Io a disposizione tengo paradiso. E poiché Francesca non ha cercato la grazia dell'anima solo per essa, ma ha pensato e salvare l'anima sua e pure quella dei parenti suoi, quindi di conseguenza arapa la porta e falla tra sì. E così Mastro Francesco trasette rindo paradiso, essa e tutti i parenti suoi. Allora mo San Pietro, varenne stufatta, non ci poteva passare poco correva e pensava, ma come? Chi sta sotto la suta e io San Pietro, padrone del paradiso, a già teniamo a male all'inferno. Difatti San Pietro te la mamma all'inferno e perché quella non aveva mai fatto una carità in coppa a terra. Allora San Pietro qua ancora mise il coscetto a due signore, dicette, Signore, voglio chiedervi una grazia. Ma come? Io tengo il chiave del paradiso e mamma va da stare all'inferno. Non potesse fare la salva a mia madre. O Signore rispondette, e piglio libero di grazia, che l'opera buona, faremo poco. San Pietro gli ha pigliato libero di grazia, ha sossegnato tutte le buone azioni e ognuna, e ci portai a due signore. O Signore girava una pagina, roia, tre, niente. Sull'ultima pagina ci stavano ciglia e cipolla. Dicetto Signore, oi noi, tua madre in vita sua ha fatto grazie no ciglia e cipolla no fravacatore che stava faticando e si mangiava un pane asciutto. Mamma teneva il cipolla appesa fuori un balcone e un fravacatore dicette bella fe, ma ora non vuoi che cipolla che mo mangio con pane. Che le saluta la coppa mana, Io ti arriva la cipolla a te. Ti posso uscire coppa. Tagliai lo ciglia e giuretta. Chi sti lo ciglia? Dicette Gesù Cristo. Vari dall'inferno e vire si può tirare a mamma questo ciglia. San Pietro mo, con ciglia e cipolla a mano, corrette e s'affacciai dall'inferno. Mamma! Uè, facetta la mamma! Mamma, vieni qua! Appena te qua vicina! San Pietro calai la mano e la mamma s'appannetta vicino a ciglia e cipolla. San Pietro tirava e brette che la mamma se ne veniva. Se non che la d'anima, che stavano dall'inferno, s'appannevano vicino alla veste della mamma di San Pietro e stavano salendo pure loro. E o ciglia e cipolla e tirava tutto quanto. Ma la mamma di San Pietro abbia a se scutrulla e a Luca gli te venna come era vista la guadagnata figlia, ma gli te venna. A furia si scutrulla, se non betto ciglia e cipolla e essa carettrata dall'inferno. San Pietro, morte e collera, tornai a due signore, dicette signore, non ce l'ha già fatta, si è rotto ciglia e cipolla. Rispondette il signore, io sapevo che quello si rompeva. E beh, tu sai che può fare? Avevo proprio salvato mamma te.
va là e pigliala per i capelli. San Pietro si tornò a treta. Mamma, sei tornata, vieni acca, rammi i capelli. E si pigliai i capelli a chi in coppa, San Pietro angappai e per i capelli la tirava. E stava saglietna, ma come prima, la gente si appannevano perché volevano essere salvati pure loro. E da venna, mamma San Pietro luccava. Figlio, mi avrai andato a paradiso solo per me, da venna, solo per me, da venna. E a furia si scodrollava, se ne venetta a cutenna a mano a San Pietro con tutti i capelli. Ricette San Pietro, ecco, ma poteva essere. Tu non ne hai fatta bene a terra, lo devi fare bene a campo. Ti, figlia, e ci menai i capelli appresso. Fine della storia di Mastro Francisco. Buonasera.